Sull'emergenza idrica in Sicilia, pronto il secondo piano con oltre 130 interventi. È stata questa la risposta immediata della Regione in riferimento alle dichiarazioni del Ministro della Protezione Civile e già Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, durante il question time della Camera dei Deputati. Palazzo Torrens infatti precisa che la Regione, tramite l'ufficio del commissario delegato all'emergenza idrica, ha già avviato da tempo la seconda fase del processo per affrontare la crisi idrica nella Regione. È stata già trasmessa al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile una proposta del secondo piano di interventi che include oltre 130 progetti elaborati in risposta alle richieste pervenute da ATI, gestori idrici e dai vari comuni della Sicilia. Oltre a 200 interventi di riparazione e acquisto di autobotti per i comuni per oltre 8 milioni di euro. Questo piano, continua la Regione, è attualmente oggetto di una stretta interlocuzione con gli uffici competenti della Protezione Civile romana e si sta tenendo conto delle varie osservazioni delle autorità nazionali e di quelle ricevute fino a poche ore fa dai comuni e dai vari gestori. Il processo di aggiornamento per garantire che gli interventi siano tempestivi ed efficaci nel rispondere alla grave siccità che affligge la Regione dopo le numerose riunioni con l'ATI e l'ultima delle quali si è svolta ieri, è stato ultimato ed è pronto per essere inviato definitivamente a Roma. La crisi idrica in Sicilia è il risultato, oltre che della grave siccità, di decenni di ritardi nella manutenzione delle infrastrutture, nella pianificazione strategica. Nonostante ciò, l'attuale governo regionale ha intrapreso azioni concrete, anche grazie allo stanziamento di 20 milioni di euro approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso mese di maggio per fronteggiare l'emergenza, ai quali si sono aggiunti 39 milioni del bilancio regionale e altri 40 ne sono previsti nel decreto legge delle variazioni di bilancio già approvato dalla Giunta regionale e trasmesso all'ARS per il completamento dell'iter legislativo. Si continua così a lavorare per ottenere ulteriori risorse necessarie al completamento degli interventi in linea con le priorità segnalate dalla cabina di regia e dal commissario delegato. Questo quanto affermato in un comunicato stampa dal presidente della Regione Renato Schifani in risposta al question time dell'onorevole Musumeci, Ministro della Protezione Civile.